percorso che in questi mesi, dal 9 novembre, questo evento è accaduto il 9 novembre, ha portato un gruppo di cittadini, che si è autodefinito cittadini e cittadini indignati, ad incontrarsi per cercare un po' di riflettere su quello che è successo. Per chi non c'era, lo spiego, è consistito nel patrocinio da parte dell'amministrazione comunale della biografia dell'ex sindaco di Treviso Giancarlo Gentilini, che è stato accolto dalla città di Mogliano appunto per la presentazione di questo libro, con i fasti di un patrocinio, di un buffet e di una sala consigliare offerta per l'evento. Quello che maggiormente è andato colpendo, insomma, le persone che poi si sono mobilitate per questa cosa è stato il fatto che tutto ciò avveniva a sole 2 settimane di distanza da una sentenza emessa dal Tribunale di Venezia che condannava Giancarlo Gentilini per istigazione all'odio razziale, per le frasi pronunciate alla festa dei popoli padani a Venezia, e lo invitava ad evitare pubblici comizi per almeno 3 anni. Ecco, a distanza di 2 settimane da questo, Mogliano accoglieva Giancarlo Gentilini in una sala consigliare e patrocinava l'evento. L'iniziativa parte dall'indignazione di un gruppo di cittadini che hanno deciso di chiedere il ritiro del patrocinio all'amministrazione comunale. Quindi una serie di iniziative che hanno portato sostanzialmente ad una raccolta di firme, diverse centinaia di firme, da parte di singoli e da parte di associazioni del territorio moglianese, e che sono state presentate all'amministrazione comunale sostanzialmente appunto con questa richiesta. La richiesta non solo non è stata accolta, e qui rispondo ad una domanda che emerge dalle slide, il sindaco non ha ritirato il patrocinio, l'evento è stato effettuato e delle modalità che avete potuto vedere, cioè una piazza per la prima volta in assoluto a Mogliano Veneto blindata, il divieto ai cittadini di entrare in sala consigliare nonostante l'evento fosse stato presentato come un evento culturale, quindi in linea di massima la presenza dei cittadini doveva essere quantomeno auspicabile, invece non era così perché poi si è rivelato essere un evento chiuso, e appunto dispiegamento di forze dell'ordine e una serie di dichiarazioni poi rilasciate ai giornali quantomeno discutibili, che sono poi quelle che ancora una volta avete potuto vedere nel filmato, cioè tacciare i presenti di essere degli scalmanati, insomma una serie di appellativi poco carini. Da questo evento è nato un gruppo che ha continuato ad incontrarsi e le cui finalità sostanzialmente potrebbero essere riassumibili nell'evento di questa sera, cioè la volontà era quella un po' di interrogarsi, cioè interrogarsi sul significato di questo evento e cercare di capire se inquadrarlo in un preciso filone di nuovi orientamenti moglianesi o se considerarlo una svista. Perché? Perché Mogliano Veneto, come tradizione, in realtà è una città accogliente, quindi questo evento ci è sembrato discostarsi moltissimo da quella che è la tradizione moglianese, che ha visto da sempre partecipi diverse anime, diverse realtà appunto nel comune obiettivo di aprirsi ad un concetto di cittadinanza non esclusivo e visto appunto partecipare tante realtà dell'associazionismo moglianese, ma anche del terzo settore, anche la scuola e anche le varie amministrazioni comunali in un operato comune e che sostanzialmente sembrava andare verso una direzione che era quella dell'accoglienza. Il senso di questa serata è un po' di ripercorrere cosa è stato fatto negli anni, in questo senso a Mogliano, e interrogarsi soprattutto su cosa fare da qui in avanti. Quindi il senso di questa serata è un po' quello di un primo appuntamento, perché poi il gruppo che è andato creandosi in questa occasione non ha nessuna pretesa di essere un gruppo chiuso, anzi, ma ha la pretesa di creare una rete a Mogliano e quindi di cercare di inglobare quante più realtà possibili
è appunto quello di cercare di capire a che punto siamo e cosa possiamo fare da adesso in poi. Questa si propone come un primo appuntamento al quale speriamo ne seguiranno altri, al fine poi anche potenzialmente di fare delle proposte operative concrete all'amministrazione comunale.